Ciao ragazzi, ma voi siete tipi carnosi o tipi carnali? No, perché se siete carnosi vuol dire che vi piace mangiare bene, se siete carnali vuol dire che sapete apprezzare la carne. E questa che carne è, Daniele? Assolutamente, questa è una delle carni più pregiate, è la garronese veneta, che cresce sui nostri territori e ha una carne saporitissima, non serve sale. Vediamo qualche particolarità. Assolutamente sì. Guardiamo un po' come viene, eccola qua, guardate che marezzatura che riporta su questa carne. È lì il sapore, vero? Assolutamente sì, questo vuol dire che ha viaggiato tanti chilometri nei veri pascoli della Lessigna e anzi soprattutto si vede proprio queste venature sempre più frastagliate che creano valore aggiunto, perché è difficile farla. La garronese non è mica da tutti fare una carne così, è difficoltosa, bisogna avere un'alimentazione sana, equilibrata, non è facile allevare la garronese e solo pochi la sanno fare, quindi eccola qua. Quando poi si va al pascolo, la resa in peso ci mette molto di più ad arrivare perché si rassoda, no, durante il passeggio. Assolutamente sì, il tempo nobilita questa carne e quindi la rende quasi, direi, esclusiva. La cottura? La cottura bisogna lasciarla fare ai grandi chef. Noi qua nella torre abbiamo unito due scuole di pensiero, che era il Max, che viene da Barco, una delle storiche trattorie del territorio di San Briccio, con Mario della Torre. Li ho messi insieme perché voglio dare il meglio di quello che è la tradizione veneta per i nostri consumatori, per chi piace la carne sana e buona. È italiana? Assolutamente, rigorosamente italiana e veneta. Cotta su brace? Ma direi che più che brace, cotta con legno d'olivo. Per noi è la nostra scuola di pensiero, una cottura lenta, graduale, senza bruciature, in modo da mantenere tutti i suoi sapori all'interno della carne stessa. E poi Stefano abbiamo un taglio esclusivo, veramente questa noi la chiamiamo la cartuccia. Non sarebbe un taglio propriamente nobile, ma nella garronese ne viene fuori una prelibatezza. Lo diventa. Eccolo qua, vedete, magrissimo, leggero e preparato come una tagliata o anche a crudo con un po' di sale, un po' di olio, ne esalta il profumo e l'aroma della leggerezza della carne, altamente digeribile. Questa è la carne garronese. Perché proprio questa scelta, Daniele? Perché innanzitutto è un'autoctona, è una carne di una volta, certo. È una razza che veramente pochi la sanno fare. E poi perché siamo contadini e quindi essendo contadini ci piace la carne di una volta, quella che non è aggressiva, quella che resta certo. delicata al palato, quella che si sposa perfettamente anche con un filo di olio e un po' di sale. Ma è vero che si sta riscoprendo questa varietà? Assolutamente sì, nel mondo degli allevatori si sta riscoprendo quelle che sono le razze autoctone, quelle storiche, ma non solo, ma che vengono riprodotte sul territorio, certo. Quindi anche da seme l'inseminazione viene portata avanti da tutti i nostri allevatori per far sì che ne esaltano la tradizione. Perfetto. Di una volta. Si mangia italiano dalla nascita al piatto. Guarda Stefano, devi pensare che una carne buona, sana,
priva di antibiotici vuol dire mangiare sano e star bene. Certo. E questo bisogna ritornare un po' alle origini. Saper fare gli allevatori è difficile, ma bisogna anche pagargli la carne a questi allevatori. Certo. Allora sanno fare bene il proprio mestiere. E magari sensibilizzare i ristoratori a prenderla la carne Assolutamente italiana. sì, abbiamo delle eccellenze qua in Italia, ma perché dobbiamo andare a comprare la carne francese o spagnola? Certo. Lavoriamo sul nostro territorio, facciamo lavorare la nostra montagna e perché no? Il nostro gusto ci guadagna. La carne garonese è la buona anche fredda? Assolutamente sì. Beh, ma mi la vuoi calda? Mi sono mangiato l'altro giorno una tartare di garonese con un uovo, mi sembrava da essere cracco. Novetto, pepe, sale, un po' di senape. Una meraviglia. Saluta tu, per favore. Io vi saluto. Ciao ragazzi. Dal nostro amico Fazzuoli, linea allo studio. Ciao Fazzuoli.